Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina parlavamo di fake news dei buoni, che poi non risultano mai fake nel dibattito, anche se alla radice lo sono al 101%, e di questa scissione ormai spesso che c'è tra la narrazione che viene presentata anche dai media mainstream, per dire fin la BBC che arriva a taroccare il presidente degli Stati Uniti, e la realtà in cui siamo immersi. Ecco, stasera c'è una notizia micro, diciamo, che riguarda una storia di dettaglio, di provincia, se volete, ma proprio per questo ipersignificativa, che non possiamo non raccontarvi. Ve la introduciamo leggendo il titolo, perché il titolo della notizia è tutto, è il commento, ma è un racconto letterario, un romanzo, una trilogia, non so cosa sia. Comunque il titolo è il seguente: sindacalista CGIL inventò un'aggressione fascista a Genova, condannato. È meraviglioso, è meraviglioso. Si parla di questo Fabiano Mura, al momento ex segretario della Fillea CGIL di Genova, Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle Industrie Affini ed Estrattive. Insomma, era il capo della provincia di Genova di quel comparto della CGIL, che lo scorso 15 aprile aveva denunciato di essere stato vittima di un subdolo agguato di matrice nera. La matrice è sempre importante, ricordate che si rinfaccia sempre al governo di non vedere la matrice nera che è in azione ogni giorno, mentre affiggeva dei manifesti per il sì al referendum, il famoso referendum landinian-schleiniano, dove loro signori hanno preso l'ennesima tramvata. Ma comunque raccontò diffusamente questo agguato dei camerati mai avvenuto, spiegando che alcuni uomini lo avevano appellato comunista di merda, e gli avevano fatto il saluto romano, cioè questi ipotetici fascisti avevano proprio tenuto a connotarsi, ci mancava tirassero fuori una tessera del Partito Nazionale Fascista del 39, prima di sputargli addosso, che è un altro dettaglio che, come dire, aggrava, no, l'aggressione ma barbara, inumana a cui è stato sottoposto, e poi lo avevano appunto anche aggredito fisicamente e pestato, insomma una scena da pieni anni 70. Ovviamente ci fu la gara a esprimere solidarietà al signor Mura anche da parte di esponenti del centrodestra, giustamente, nel senso che se quel racconto è vero, ma io stesso gli avrei espresso solidarietà 127.000 volte, perché si sarebbe trattato di un agguato squadrista inaccettabile. Ci fu anche una manifestazione, ovviamente, poi Genova, figurate se si può raccontare che il fascismo è ritornante, c'era anche la campagna elettorale anche per il sindaco della città, e ci fu una manifestazione solidale antifascista, ovviamente, dove partecipò anche l'allora candidata attuale sindaco di Genova, Silvia Salis, ovviamente in prima fila contro il fascismo diffuso quotidianamente nelle nostre strade. Ecco, il lievissimo dettaglio è che tutto questo era una fake news, non era mai accaduto. Fu lo stesso Mura, dopo qualche giorno, a dirlo al PM, a dirgli che si era inventato tutto, non so perché l'ho fatto, e in queste ore si è arrivati alla conclusione di questa vicenda meravigliosa, picaresca, che avrebbe richiesto la penna, non lo so, di un Buzzati, di un Longanesi, con la condanna appunto a 4 mesi di lavori di pubblica utilità e una donazione a un ente benefico. Ma nel momento in cui il signor Mura disse al PM: non so perché me lo sono inventato, no, lui se l'è proprio inventato, perché questo clima ormai l'hanno fatto introiettare, cioè questa gigantesca balla, più che bolla in questo caso, sul fatto che c'è il fascismo che è tornato, che non se n'è mai andato, che parte dalla cupola politicamente corretta, poi viene irradiata giù lungo anche ai luogotenenti di periferia, come era il signor Mura, che quindi probabilmente in quel momento inconsciamente, proprio con un meccanismo del subconscio che sta sotto l'elaborazione razionale, evidentemente ha detto: la genialata, mi invento l'aggressione fascista, e così fece. Poi diciamo che è stato molto più onesto intellettualmente di tanti propalatori più altisonanti di balle,
Vedi i colleghi della BBC che in queste ore stanno facendo i perseguitati dopo aver taroccato le parole di Trump. Ha avuto un rigurgito il signor Moore di onestà intellettuale, lo ha detto lui per primo. Quindi da questo punto di vista è più stimabile il sindacalista di provincia genovese, ex sindacalista, che ha imbastito una storia goffa, surreale, da un lato offensiva, ma a modo suo, oggi come oggi fin tenera, di fascismo immaginario, rispetto alle palle del mainstream, di lor signori, degli editorialistoni, dei conduttoroni, tanti oni, prima di oni si potrebbero mettere tanti prefissi, diciamo, che ci spacciano ogni giorno sul fascismo ritornante. Il fascismo non c'è, l'aggressione fascista a Genova non c'era, si fa sempre più fatica a distinguere tra realtà e fiction antifascista. Grazie a tutti, a domattina.